ma a tempo davvero esagerato. Anche sul litorale adriatico ci sono state fortissime grandinate, vento forte e piogge molto intense. Quindi diciamo che ha spazzato via con tutta la sua forza la costa adriatica. Specialmente una grandinata ha colpito Pescara, dove si contano almeno una ventina di feriti. Molte strade del centro sono state invase da fango, acqua, non si capisce davvero più nulla. Anche a Pesara si sono registrati molti blackout, allagamenti, incidenti causati dall'acqua. Insomma, ragazzi, chi più ne ha come sempre più ne metta. Anche nella Puglia, nel nord della Puglia, si registrano diciamo, tanti danni alle coltivazioni causati dalla grandine alla fine. Quindi stamattina davvero non è stato meglio di ieri, che pure ieri ha fatto tanti danni. Diciamo che anche a Milano Marittima ci sono state raffiche di vento. Ciao Alessandro, sì, sì, invece qua no, qua ha fatto molto pesante, diciamo, dove sto dicendo. Anche Milano Marittima, raffiche di vento hanno spazzato via ogni cosa. Ma fai attenzione, quando capita il maltempo comunque è andata bene, diciamo, perché vedi dove sta facendo il maltempo non si capisce nulla, quindi diciamo la tua zona è stata fortunata che non è avvenuto questa cosa, diciamo, perché pure a Milano Marittima, come stavo dicendo, alberi volati via, hanno distrutto un sacco di auto, quindi un casino pure lì, quindi sì, sì, domani migliora, sì, quella era solo ieri e oggi il maltempo, l'aveva già visto, tutti i meteo l'avevano detto, quindi già nelle prossime ore la situazione è destinata a migliorare, quindi pure a te ti hanno colonato, quindi si porta di moda colonare mo gli account, quindi diciamo ragazzi che il meteo purtroppo è, come si dice, è poco, ma ok, però è intenso, diciamo, dura poco, però sono, sì, sì, la grandine è grandissima in effetti, sono come diciamo noi, sono portuale, sono tipo arance in effetti, quindi se ti arriva in testa una cosa di questa non è che ti fa bene, quindi diciamo sono stati un sacco di feriti, acqua, blackout, davvero un po' di tutto, Pescara, Milano, Pesaro, diciamo un po' tutte queste città c'è stato il caos totale anche stamattina, già ieri sera e stanotte c'era stato pure la stessa cosa ad Ancona, figuratevi, brava, ad Ancona c'è stata una persona che è stata colpita da un fulmine e purtroppo è deceduta, pensa un po', quindi un casino nel casino, come dico io. Ragazzi, massima attenzione, se vedete maltempo cercate di ripararvi sempre al meglio perché vedete, è capace che un fulmine vi possa colpire facilmente. Sì Alessandro, non scrivere questo qua perché poi ti segnalano sempre parole, capito? Garbate perché su YouTube è cambiate tante cose, quindi se scrivi una parolaccia poi ti segnalano, capisci? Quindi cerca di mantenere diciamo il linguaggio normale, capi? Perché YouTube è cambiato un pochino, come arriva qualche messaggio, diciamo, scrivi qualche cosa in più particolare ti segnalano, quindi dopo non puoi scrivere più semmai. Quindi fai attenzione, non dire così perché poi vedi, capitano che ti allora fai la segnalazione a YouTube che il tuo account qualcuno l'ha copiato e non sei tu e risolvi il problema. Fai segnalazioni diciamo a quel commento lì e dici che la persona non sei tu. Sì, sì, io ho fatto il commento di questa bambina in effetti e ho detto che per me sta giocando perché invece di andare a scuola ho detto si è messa a fare il clima e cose che è una cosa che compete diciamo alle persone grandi, scienziati che questa cosa la stanno dicendo da un sacco di tempo, questo è stato l'argomento fino a
Comunque se qualcuno scrive al tuo posto fai la segnalazione Alessandro, poi io dopo subito devo mettere a posto la situazione. Tu mi dai dove sta scritto invia feedback e ti scrivi a me, io ci sta una persona che scrive al mio posto con il mio stesso nome e cognome, se potete bloccare, e quelli la bloccano stesso loro. Quindi fai solo una segnalazione e basta. Vai sul messaggio quello lì, che non è tuo, e lo segnali. No, ma figurati, adesso io arrivano tanti messaggi che a volte non ci faccio nemmeno caso, capi? Mentre parlo scorrono talmente, diciamo, scorrono veloci perché poi non rimangono i messaggi subito, capi? Devo avere anche la velocità di leggerlo subito perché ne arriva un altro, quindi capisci? A volte è capace pure che non l'ho letto, diciamo lo vado a leggere poi dopo. Quindi non è capace adesso vedi scorre il tuo messaggio e ne arriva un altro, scorre un altro e ne arriva un altro. Ma stai scrivendo solo tu ad esempio, ma quando ce ne sono tanti altri, poi il tuo messaggio subito viene cambiato da quello che hai scritto dopo, capì? Non lo so, Alessà, ti dico una bugia, questo non lo posso sapere. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona un buon pomeriggio. Qui è uscito un po' di vento, però di pioggia nulla, però già col vento ragazzi mi accontento perché si sta un po' buono. Quindi in effetti se rimane così non è male. Quindi ragazzi, buona serata a tutti e come sempre quando ho qualche notizia che è recente, qualche cosa del medio e cosa, diciamo che io farò un aggiornamento. Ciao ragazzi e ci sentiamo. Ciao, buona serata pure a te.